Ciao carissimi amici, siamo qua per parlare insieme con questi splendidi uccellini, penso che li sentite, sono degli usignoli. Almeno 2 se non 3. Siamo qua di notte, perché se si vogliono sentire gli usignoli bisogna venire verso mezzanotte. E siamo qua per parlare dell'ultimo capitolo, il capitolo chiamato Alba dell'autosufficienza. Ferma, bella, ferma, qua, buona. E siamo perché c'è anche il mio cane. Brava lì, brava. L'alba dell'autosufficienza è l'ultimo capitolo, non a caso è l'ultimo capitolo, perché la nostra speranza è proprio questa. Ecco, c'è una macchina che passa. La nostra speranza è proprio questa, di divenire autosufficienti. Così. Di divenire autosufficienti. Non ci immaginiamo un essere perfetto che abbia bisogno di tante cose. Ce lo immaginiamo perfetto. Si comincia dal poco, come sempre, un cammino di 10.000 miglia comincia col primo passo. E il primo passo è quello di diventare più autonomi da un punto di vista affettivo, emozionale, della salute e dei soldi. I 3 piani, i soldi, i 3 piani, no? E spero che con questo libro abbiate ricevuto degli impulsi che vi abbiano aiutato a essere più completi da un punto di vista sia tramite gli esercizi, sia tramite la sessualità taoista, sia tramite la dieta, gli esercizi dei muscoli, il tuina, l'agopuntura, tutto. Tutto questi sono strumenti, sono mezzi che devono aiutarci a diventare più autosufficienti, più perfetti. Quando inizierà quest'alba dell'autosufficienza, una delle sensazioni che si hanno è quella di avere meno bisogno degli altri di prima. E questo dà un senso di pace, di contentezza, dà un senso di completezza. Chiaramente gli altri cominceranno ad apparire un po' più un'altra macchina. Scusate, ma qualche macchina ancora passa. Gli altri potrebbero apparirci un po' più sciocchi, un po' più vanesi, un po' presi da una specie di circolo vizioso, un po' presi da una recita, come se stessero recitando una parte e che non riescono a non recitarla. È sempre la stessa parte con le stesse parole, gli stessi discorsi, le stesse emozioni, gli stessi gesti perfino. Ecco. Un po' come anche questo signolo, che è meraviglioso, perché è meraviglioso, però gli animali quello fanno sempre la stessa cosa. Quindi ecco il momento in cui invece si comincia ad avere l'alba della sufficienza, pur percependo la meraviglia di questo canto, che comunque è uno dei più variati che io conosca, pur percependo questo si vede tutte queste forze come una forza infantile che deve svilupparsi, che deve crescere e che quindi viene spontaneo accudirla, viene spontaneo prendersene cura. E questo è quello che dobbiamo fare, perché nel momento in cui cominciamo a svilupparci un po' e risolviamo i nostri problemi base, quelli proprio quei 3 di prima che abbiamo detto, cioè soldi, salute e amore, quando abbiamo risolto quelle 3 basi, automaticamente ci rendiamo conto che se vogliamo migliorare dobbiamo aiutare gli altri. Perché siamo comunque connessi, vedete che siamo connessi. Io parlo con voi e voi magari ascolterete questo video fra 50 anni, eppure siete entrati in contatto col mio cane, con l'usignolo, con me, con tutti quelli che sono passati con la macchina. Perché siamo comunque in contatto.
E quindi noi percepiamo che se non riusciamo ad aiutare, non ci sforziamo di aiutare i nostri fratelli, tutti i nostri fratelli, aiutarli veramente, che non vuol dire dare loro quello che ci chiedono, vuol dire dar loro quello che a loro serve, che può essere completamente diverso. Sentite che belli questi signori però. Ecco, noi dobbiamo fare il possibile per aiutare tutti quanti. Certo che nel momento in cui avremo questo senso di completezza dentro, lo potremo fare da un altro punto di vista rispetto a prima, da una base più reale, di portare un vero aiuto agli altri. Ennesima macchina. E quindi vi auguro una bellissima alba dell'autosufficienza, perché avremo tutti, quando ci arriveremo, avremo tutti meno bisogno degli altri, ci sentiremo più pieni, ci sentiremo più in contatto con le forze della natura, che sono sempre lì a disposizione, gratuite, e non ti fanno ricattucci come le persone. Ecco. Sicuramente ci sarà una tendenza dell'essere a isolarsi un po' più nella natura. Perché? Perché la natura non ha i doppi fini, non ha i ricatti, non ha i sotterfugi, no? La natura è semplice. Cioè, questo signolo canta così da probabilmente 10.000 anni e continuerà a cantare così, non ha niente, non ha secondi fini. Ecco, la natura è spietata ma allo stesso tempo prevedibile e semplice. L'essere umano non sai mai quello che può avere intenzioni dentro di lui. E quindi ecco perché qualcuno disse: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Quindi attenzione, quando svilupperemo l'alba dell'autosufficienza un po' bisogna cercare di nascondere la nostra autosufficienza, proprio perché questo è il mio cane, proprio perché siamo portati a invidiare, siamo portati alla gelosia, siamo portati a tante cose. Quindi cercare di seminare sempre il bene, però senza dare troppo peso, troppa importanza alle cose. E può dar fastidio una persona gioiosa, serena, no? Se tu sei triste per qualche motivo, sei malato, sei povero, sei tormentato da qualcosa, ti può dare sul sistema nervoso uno che è contento. E quindi cerchiamo di evitare il più possibile di disturbare gli altri, anche con la nostra felicità. Si può disturbare anche con la felicità. E vi lascio con le ultime parole del libro. Intanto è stato bello condividere con voi il campo di battaglia, la battaglia contro la nostra debolezza, la nostra ignoranza, la nostra stupidità, e con le parole del Tao Te Ching di Lao Tse, che dice: una volta compiuta l'opera, ritirarsi è la via del cielo. Quindi questo sempre nello stesso discorso: quando noi riusciamo a ottenere grandi risultati conviene un po' sparire, perché in questo modo possiamo veramente decollare, altrimenti possiamo essere riattratti nel circolo, nel turbine di questo sistema, e questo non ci conviene.